ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Apriamo questa edizione del nostro telegiornale ancora con la notizia di sbarchi sulle coste siciliane. 500 migranti a bordo di un motopeschereccio in difficoltà a circa 80 miglia dalla costa sud-orientale della Sicilia sono stati raggiunti da motovedette della Guardia Costiera intervenute per prestare soccorso. L'operazione di salvataggio, ostacolata dalle condizioni meteo, è stata coordinata dalla Capitaneria di Porto di Catania. Intervento nella tarda serata di ieri dei tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano per la ricerca e il recupero di 2 giovani dispersi nella zona del rifugio Citelli sul versante nord-est dell'Etna. Sopraggiunta la notte e la pioggia, la coppia ha perso i punti di riferimento per il rientro, perdendosi nel buio della fitta pineta. I 2 ragazzi, ritrovati provati, fradici e con principi di ipotermia, anche perché privi dell'abbigliamento adatto alle escursioni, sono stati tratti in salvo. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un 23enne catanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel quartiere Piccanello un giovane sopraggiunto a bordo di uno scooter in via Villa Gloria ha preso contatti con un altro giovane fermo a piedi davanti a un palazzo. Dalla cassetta della posta ha preso e consegnato cocaina e marijuana. Restiamo a Catania, ci auguriamo che le procedure burocratiche del recupero dell'ex raffineria non prevedano tempi biblici e che il processo di riqualificazione riguardi anche il resto del Viale Africa. Interviene così il consigliere comunale Andrea Cardello. In una delle più importanti strade della città continua ad esserci degrado e carenza di manutenzione. L'allarme del consigliere. E per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.